continuano gli impegni della campagna istituzionale informativa per prevenire quello che succede, diciamo, le truffe verso gli anziani. Io non ci casco, organizzata dal Comune. Oggi è la volta della chiesa della parrocchia Divina Provvidenza qui al campo sportivo. Oggi siamo al campo sportivo, ringrazio Don Calogero per l'ospitalità e l'intera comunità, insieme alle forze dell'ordine e alla Caritas anche qui al campo sportivo per presentare il progetto Io non ci casco, che sta avendo un importante risultato in termini di divulgazione e anche di aiuto verso questo problema dell'odioso fenomeno delle truffe agli anziani. Continueremo con gli incontri itineranti sia nelle parrocchie sia nelle sedi sindacali dei pensionati della città. Il prossimo anno speriamo di abbracciare tutte quelle che sono le istituzioni scolastiche. Il 22 di dicembre faremo una iniziativa sempre in itinere al progetto Io non ci casco a Natale, la presenteremo al Teatro Pirantello nel foyer. Sarà un ulteriore momento di confronto e di informazione e di divulgazione, dove anche lì le forze dell'ordine ci daranno il loro punto di vista, i loro spunti, e saranno ancora più utili anche in questo periodo natalizio, perché è un periodo, quello natalizio, e delle festività, dove le truffe sono ancora più presenti, perché basta pensare agli acquisti, dei regali o anche agli acquisti online, e anche lì vogliamo incidere cercando di arrivare con il messaggio alle persone anziane e non solo per combattere questo bruttissimo fenomeno delle truffe. Arrivano delle istanze al Comune, sono arrivate delle istanze da parte dei cittadini? Più che istanze arrivano le telefonate delle persone anziane, perché noi abbiamo messo un numero dedicato dove risponde la dottoressa Urso, e sono arrivate numerose chiamate dove la dottoressa Urso, in qualità di psicologa, cerca di seguire e a dare delle informazioni rispetto anche, ad esempio, le cose più frequenti sono la messaggistica che in questo momento arriva nei nostri cellulari, che sono delle truffe per quanto riguarda il cambio di posta, il cambio di IBAN o il bonifico fantomatico di una banca o quant'altro, e noi siamo pronti lì a rispondere, ma ricordo che comunque se c'è un tentativo di truffa il numero unico dell'Interforce, il 112, è sempre disponibile. Questa sera Io non ci casco è alla parrocchia La Divina Provvidenza qui al campo sportivo per continuare i suoi itinerari informativi. Sì, siamo alla chiesa della Beata Maria Vergine della Provvidenza, stiamo svolgendo un incontro con gli anziani che appartengono a questa comunità e non solo anziani. Grazie alla collaborazione della Caritas con Letizia Santino siamo riusciti a organizzare quest'altro incontro in questa parrocchia, comunque che già comprende una grossa quantità di persone, ma soprattutto grazie alla disponibilità di Don Calogero, che ci ha dato la possibilità di incontrare queste persone. Sicuramente continuare a parlare di questo fenomeno è dannoso comunque, perché comunque dobbiamo capire che procura e danno non solo agli anziani ma anche ai familiari o ad altre persone, e riesce a coinvolgere, a sensibilizzare, ad attenzionare nei confronti di questo fenomeno, ad attenzionare queste situazioni dannose. Possiamo fare un bilancio già dopo i tanti incontri? C'è anche un numero, cui lei è la referente, se magari ci può indicare quali sono le segnalazioni che arrivano o i consigli che chiedono magari gli utenti? Diciamo che ci sono state diverse, oltre come bilancio possiamo solo dire che il comune del territorio di Agrigento per questa fascia di età è stata molto interessata, ha partecipato attivamente agli incontri, ci sono state diverse testimonianze, infatti è un fenomeno diffuso, magari non se ne parla, però quando ne parliamo escono fuori determinate situazioni, esperienze che succedono proprio a tutti noi. A me personalmente è successo pure, quindi succede che arrivano dei messaggi o arrivano delle chiamate o dei contatti di persone che vogliono comunque portarti a selezionare determinati link che magari sono pericolosi, che però magari inizialmente non facciamo caso. E grazie a queste campagne di sensibilizzazione siamo riusciti a far emergere un po' il fenomeno. Diciamo che anche in ufficio abbiamo ricevuto diverse chiamate di anziani magari che a casa non ne parlano perché sono incerti se effettivamente
è giusto rispondere o è sbagliato rispondere, e quindi ci sono stati diversi momenti di confronto anche attraverso le chiamate. Oltre che l'aspetto della diffusione, una grande, un lavoro importante è stato fatto soprattutto dalle forze dell'ordine, perché con le loro esperienze, con il lavoro presente nel territorio concreto, perché toccano con mano il fenomeno, siamo riusciti a toccare con mano pure noi il gravoso, dannoso fenomeno delle truffe agli anziani, e continueremo sicuramente questo lavoro per il nuovo anno, perché grazie al finanziamento che ci è stato riconcesso dalla prefettura vorremmo essere più presenti e coinvolgere più direttamente le persone pure che sono vicini agli anziani, quindi anche ai familiari, ai nipoti, e cercare di fare un lavoro ancora più capillare in tutto il territorio. Però devo fare una riflessione, la voglio fare proprio perché il territorio, le risorse territoriali ci stanno aiutando moltissimo, e stiamo facendo un lavoro di rete che ci sta dando la possibilità di raggiungere pure quegli anziani che si trovano soli a casa o che magari hanno difficoltà ad uscire dalle proprie abitazioni. Come valuta questa iniziativa che vede coinvolta oggi la sua parrocchia? Tutto ciò che serve ad aiutare le persone a non farsi ingannare è sempre cosa buona. Noi l'avevamo già fatta l'anno scorso, per cui è un ripasso. Per i nostri anziani è una cosa buona. Arrivano delle istanze magari da parte di qualche parrocchiano che è coinvolto in qualche truffa? In questo momento, io sono 2 anni che sono ritornato, non ho avuto notizie, però negli anni ho saputo di diverse difficoltà di questo genere, sì.